spendessero di più. Però vorrei anche che le aziende lo dovessero spendere di più, perché siamo in concorrenza con la Cina. Noi aggiungeremmo come regione per quell'imprenditore altri 500 euro al mese di sgravio fiscale. L'importo complessivo del risparmio è di 30.000 euro in 3 anni. Noi abbiamo puntato sulla qualità. Allora bisogna invitare questi ragazzi a informarsi, che oggi è il 9 maggio, si festeggia la festa dell'Europa e oggi però si ricordano tutte le vittime della mafia e del terrorismo. Quando c'è stata la strage di Falcone e di Borsellino, decisi di iscrivermi a giurisprudenza, proprio perché quell'immagine di quei 2 giudici che morirono per gli ideali della giustizia e dell'uguaglianza mi appassionarono. Dal lavoro può partire tutto. Da grande grazie a tutte le mamme, a tutte le mamme, a tutte le donne che si prendono cura degli altri, che continuano a farlo. Guarda che ci crediamo. Come no? Andiamo avanti. Dire che a Roma una riforma del lavoro che ha dato già nel primo trimestre in Veneto 35.000 posti di lavoro, girano così, bravo, da un rinnovamento, da persone nuove, da persone con esperienza amministrative. Abbiamo bisogno di portare in Consiglio regionale aria nuova. il cittadino è stanco di parole, vogliamo avere i fatti. Vi chiedo un impegno a voi. Tra 5 anni, se io non ho fatto quello che ho detto che voglio fare, mandatemi a casa. Matteo Salvini è vissuto solo di politica, non ha lavorato un giorno della sua vita e parla delle aziende che non sa neanche che forma hanno. Quali sono le ASL da ristrutturare? Cioè in che modo? Quali sono i parametri che prenderete in considerazione? Basta criteri economici, perché la sanità deve rispondere a un altro criterio, che è quello dell'esigenza, del bisogno, della qualità, dell'universalità e della gratuità. Nessuno si sottragga alla responsabilità di cambiare. E la faremo. Sì, bisogna. In Veneto il lavoro dal dopoguerra in poi non è mai mancato, perché quando mancava ce lo inventavamo il lavoro. Ce lo inventavamo nei sottoscali, nei garage, nelle soffitte, ovunque. Ci vuole la politica che decida di stare a fianco degli imprenditori. Mi scuso per le spalle, non riesco a fare, ecco, questa cosa qua. Possiamo ritornare ad essere un Veneto civile che non lascia sempre da soli le persone più fragili. Devo essere più cattiva. Cattivo. Ecco, vedi? Lo sapevo.